Dopo l'amara avventura europea dell'Udinese, terminate i preliminari di Europa League, domani sera alle 20:30 la Graphic Studio Tavagnacco scende davanti al proprio pubblico per l'andata dei 16esimi di finale della UEFA Women's Champions League contro le campionesse danesi del Fortuna Hjering. Una prova sulla carta proibitiva per le friulane alla loro seconda partecipazione nella massima competizione europea. Dopo l'esperienza nel 2011-12, avventura terminata al primo turno contro le svedesi del Malmö, vittoria in casa per 2-1 e sconfitta per 5-0 nel ritorno. L'ambiente è carico, centrare il passaggio del turno è il minimo richiesto dalla società a mister e calciatrici. L'altra italiana in campo è la Torres, le campionesse d'Italia giocheranno l'andata a Vienna contro il St. Pölten. Tornando alle avversarie, il Fortuna Hjering, fondata nel 1966, gioca nell'Elite Divisionen, la massima serie del calcio femminile danese. Il club, dai colori sociali bianco e verdi, disputa le partite in casa allo Hjering Stadium, capienza di 7.500 spettatori. Raggiunge il suo massimo risultato a livello internazionale nella primavera del 2003, arrivando a giocare la finale dell'allora Coppa dei Campioni femminile, persa 7-1 in totale contro le svedesi dell'Umea. Nel suo albo d'oro vanta 7 scudetti e 6 coppe nazionali. Il ritorno tra 15 giorni in Danimarca.